Rieccoci a Primus Inter Pares con il sindaco Massimo Bitonci. Allora, prima di cambiare argomento, andiamo a leggere due o tre messaggi, mi diceva la regia generici, andiamo a leggerli e vediamo cosa ci richiedono i nostri telespettatori. Se il sindaco vuole riqualificare l'Arcella, perché ha lasciato cadere l'offerta di progettazione di Renzo Piano, firmato MZ? Andiamo anche a leggerne un altro, così poi... Vorrei sapere una cosa dal sindaco Bitonci, ma quel personaggio di sinistra che sta sempre a criticare tutto quello che fai non ha proprio nulla da fare di costruttivo? Le dica di venire a Cittadella per rendersi conto del cambiamento avvenuto in una comunità come quella cittadinese. Saluti. Speriamo la prima. Sì, la prima mi pare abbastanza chiaro che il progetto delle torri è stato bocciato dai cittadini, cioè stiamo parlando di una cosa peraltro non della nostra amministrazione che in maniera incauta secondo me è stata poi prospettata e quindi si è deciso di fare un referendum che ha bocciato la proposta dell'amministrazione, per cui in effetti di quelle torri ne è stata realizzata solamente una. Lo trovo un progetto che è particolarmente brutto, cioè devo dirlo francamente. Infatti noi stiamo studiando di recuperare quello che c'è adesso, cioè c'è la casa dell'ex CONI che non viene più utilizzata da anni. Siamo riusciti a ottenere adesso una parte del parcheggio che abbiamo aperto con questo accordo con i privati, ma abbiamo chiesto di acquistare, perché secondo me e anche secondo la Giunta là potremo veramente fare la nuova sede della Polizia Urbana dell'Arcella, fare una sala civica, fare un centro per i giovani e poi c'è tutto quanto uno spazio verde. Stiamo chiedendo anche là di poter acquisirlo per sistemare completamente tutta quanta la piazza. Io penso che sia importante che il sindaco abbia un progetto di riqualificazione che vada verso quello che chiedono i cittadini e non quello che era stato prospettato in passato, che è stato bocciato dai cittadini. Ti interrompo Massimo per tre messaggi, servizi, e quello che ti diceva quello di sinistra che ti critica, che va a ovviamente il centro-sinistra a Padova non ha ancora digerito la sconfitta elettorale e pensa che insultando continuamente il sindaco e cercando di trovare cose che ovviamente sono molte volte banali, che ai cittadini non interessano. Cioè, io dico sempre, se ci fosse una critica sostanziale sui temi, tipo vuoi fare una cosa, no, io preferisco un'altra, vuoi ristrutturare uno stadio, no, io preferirei che venisse utilizzato ancora l'Uganeo, io accetto le critiche, il confronto, non accetto questo continuo tentativo di mettere i bastoni tra le ruote dell'amministrazione, cercando di far passare e di far pensare che quello che facciamo noi è poco trasparente. Io penso all'operazione dell'ospedale. L'operazione dell'ospedale è un'operazione estremamente trasparente, dove il sindaco ha fatto in modo, insieme con la Giunta ovviamente e tutta la maggioranza, di mettere a disposizione della Regione 500.000 metri quadri per realizzare il nuovo ospedale. Prima non c'era niente, e lo sanno i padovani. C'era un'ipotesi Padova Ovest dove non c'era la proprietà, 80 proprietari privati, non c'erano le infrastrutture, né fatte le opere pubbliche, né strade, niente. Qua invece siamo a San Lazzaro, in una zona che è già parzialmente di proprietà dell'amministrazione, dove l'amministrazione ha chiesto ai privati di modificare il piano di utilizzazione perché la parte privata andasse, la parte pubblica andasse al comune di Padova e andasse più velocemente possibile e fosse adiacente alla zona dell'ospedale. Questo io ho chiesto e quindi questo continuo tentativo di bloccare. Faccio un altro esempio. Noi dopo 10 anni abbiamo transato sulla questione molto importante per la città, che è il frontone di Piazza Rabin, e abbiamo modificato quel piano Crotti che prevedeva decine di migliaia di metri cubi su Piazza Rabin e il progetto che prevedeva un parcheggio sotterraneo che i padovani non volevano.
Allora, siamo riusciti in quello che non hanno fatto gli amministratori precedenti. Abbiamo transato in modo che comunque ci sia un'entrata per il Comune, circa 300.000 euro all'anno. Abbiamo diminuito gli anni della convenzione, quindi siamo andati sotto i 40 anni, erano previsti 45. Ovviamente cosa dice il centro-sinistra? Non dice bene o non bene, bene il progetto, ne avrei fatto un altro. Dice non potevate fare così, bisognava rifare la gara. Cioè il tentativo è sempre quello, non di essere contenti se c'è una cosa positiva per Padova, oppure dire che quella non andava bene, bisognava fare un'altra opera pubblica, va bene, ma di dire che le cose non si possono fare. Come sulla rotatoria e la stanga, vorrei che tirare fuori tutti gli articoli, tutte le interviste che dicevano che non sarebbe mai funzionata, che è una vergogna, che uno che fa il commercialista non deve interessarsi di viabilità, tutte stupidaggini così gratuite, ma anche, devo dire, e lo dico anche a chi ci ascolta, anche qualche professore universitario che ha fatto le analisi dicendo che non funzionava assolutamente. Noi ci passiamo tutti i giorni perché abbiamo la sede invece vicino. Funziona e funzioneranno anche le altre opere pubbliche che stiamo portando avanti. Ed è un gioiellino, bisogna riconoscere i gioiellini di Massimo Bitonci, quello è sicuramente un gioiellino. Cambiamo argomento, andiamo a parlare della movida, delle slot machine, dei bar in centro, il centro che sta cambiando, la gente un po' si arrabbia lì perché ci sono troppe macchine che parcheggiano e ingombrano la strada di sera, insomma cercheremo di parlarne, però prima andiamo a vedere il servizio e poi ne parleremo qui in studio. Sotto l'amministrazione Bitonci sono cambiati i regolamenti per i locali pubblici. La rivoluzione epocale sta negli orari di apertura dei bar e dei pubblici esercizi che somministrano cibi e bevande in centro, per i quali non vige più il coprifuoco della mezzanotte. Con l'introduzione della patente a punti, criterio entrato in vigore nell'aprile 2015, a fronte di una serie di obblighi relativi al mantenimento della quiete pubblica e al decoro urbano, gli esercenti delle piazze del centro possono tenere aperti i locali fino alle 2 di notte. Dall'entrata in vigore del nuovo provvedimento, gli agenti della polizia locale hanno effettuato 259 controlli ed emesso 51 sanzioni. A nessun gestore sono stati invece decurtati i 20 punti della patente, segno che la novità è stata ben recepita. Scettici, se non contrari, rimangono i residenti delle zone interessate, che lamentano schiamazzi notturni, sporcizia e degrado, e pretendono maggiori controlli, ma anche che si ritorni ai vecchi orari. Nuovo regolamento anche per le sale slot, che devono essere aperte nelle fasce orarie dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 22. Al di fuori di tali orari, anche le slot machine dei centri commerciali, di locali o di punti di offerta del gioco dovranno essere spente. E sempre per contrastare la ludopatia, sono state decise restrizioni anche per la locazione delle sale slot, che dovranno essere distanti almeno 1 chilometro da scuole, parrocchie, impianti sportivi, ospedali, giardini e parchi pubblici, e almeno 100 metri da sportelli bancari, bancomat, agenzie di prestito e compro oro. Ancora, le slot machine e i videopoker non potranno essere installati all'interno di strutture con finalità sociali e assistenziali. E infine, i baristi, disposti a privarsene, avranno agevolazioni sul pagamento dei plateatici. Ecco, abbiamo visto che cambia parecchio, però iniziamo e parliamo dei bar che ovviamente sono contenti, però la gente è un po', quella del centro un po' si arrabbia, dicono non dormiamo più la notte. Come si può risolvere quella situazione che è spinosa, che c'è da anni, Massimo, per quanto riguarda... È una situazione spinosa, però non è più come il problema di qualche anno fa, cioè di migliaia di ragazzi nelle piazze, in cui non potevano neppure più accedere alle forze dell'ordine, in cui era diventata veramente la movida dello spritz, insomma, ecco. Certo. La situazione è molto cambiata perché anche la nostra amministrazione ha fatto delle scelte dando la possibilità di decentrare anche alcuni spazi per i giovani, quindi quando prima era tutto quanto concentrato nelle piazze padovane, adesso invece ci sono altre zone della città dove si è concesso di fare
comunque delle attività per giovani, quindi aprire dei bar, dei punti, di far musica. Ecco, io penso che questo sia importante perché si decomprime una pressione che c'è di una città che è di 65.000 studenti, più i padovani, più il fatto che la cintura di Padova ovviamente guarda verso Padova e che le piazze sono punti di aggregazione naturali per i nostri giovani. Allora, fatta questa premessa, devo dire molto positiva invece la patente a punti, anche là non ci credeva nessuno, è stata applicata dopo essere stata sperimentata in altre realtà, in realtà a Cittadella dove io ho fatto il sindaco prima e dove ha funzionato bene anche là, dà la possibilità di tenere aperti i locali 2 ore in più rispetto a prima, quindi non coprifuoco a mezzanotte ma alle 2 di notte, con un sistema di regolamentazione, avete visto i dati, ci sono state le verifiche, ci sono state le sanzioni, però tutti quanti stanno molto più attenti i baristi, quindi controllano all'interno e anche all'esterno del locale. Perché? Perché se succede che viene verificato effettivamente un abuso da parte degli avventori ma anche da parte degli stessi proprietari del bar, vengono decurtati i punti e i punti portano a diminuzione anche dell'orario. Certo. È parzialmente vero che abbiamo bar che chiudono ancora alle 11, perché sono stati sanzionati, perché si portano dietro un costrutto che non è facilmente risolvibile perché sono in zone dove ci sono abitazioni intorno, quindi sono difficili da gestire. Io chiedo comunque anche chi abita in centro una valutazione di questo tipo. La situazione del centro è migliorata perché sono presenti i giovani, cioè la presenza, e l'ho sempre detto, se tu andate a vedere le cose che dicevo 24 mesi fa o 30 mesi fa, ancora prima della campagna elettorale, io ho sempre detto un forte deterrente nei confronti della criminalità è la presenza delle persone, è il famoso controllo di vicinato. Ieri sera la trasmissione Ballarò hanno mostrato alcuni esempi di controllo di vicinato fatto dai cittadini. Ma qual è il controllo migliore, tra cui c'è stata anche un'intervista del sindaco di Padova dove aveva spiegato quello che stavamo facendo a Padova. Ma cos'è la cosa migliore se non avere i nostri ragazzi in giro per le strade la sera e quindi quando uno esce la sera anche... Purché non siano violenti loro poi. Ma pare casi di questo tipo, mi pare veramente sporadici, forse si contano insomma sulle dita di una mano, forse nel giro degli ultimi anni, casi di questo tipo. Invece il fatto di poter uscire la sera, fare una passeggiata, sapendo che comunque c'è gente in giro alle piazze, è un grandissimo deterrente, senza continuamente guardarsi dietro perché tutti i bar sono chiusi e le piazze sono vuote. E questo mi dà ragione su questo, sia i giovani che i baristi, ma anche la gente. C'è il tema, purtroppo, devo dire, di chi abita sopra le piazze. Certo. Sono in tanti lì. Sopra le piazze. Devo anche dire che in una recente riunione organizzata da alcuni consiglieri comunali di opposizione, ma insomma le persone presenti erano una ventina, quindi non è un problema così... Certo ci dispiace che alcuni siano disturbati, però bisogna capire che quando uno ha proprio l'appartamento sopra Piazza dei Signori non ce l'ha in campagna o in un posto completamente tranquillo e silenzioso. C'è un problema ovviamente di disturbo che va contemperato, quindi io dico sempre bisogna contemperare le esigenze delle persone che devono... Non lo spiegare te, con quelli con le persone che penso debbano continuare a frequentare le piazze. Devo dire anche là l'assessorato del commercio e gli assessori sono stati molto bravi perché tutti si sono accorti che, faccio l'esempio del Natale, ma non solo il Natale ma anche di tante altre manifestazioni in centro e nei quartieri, da 20 mesi a questa parte ci sono tantissime manifestazioni continue anche in Prato della Valle, cioè continue manifestazioni che portano turisti, che porta gente, che porta
persone a camminare e quindi più sicure per gli stessi padovani. Cioè io spero in una città e voglio una città più viva, non più morta. I dati sul turismo ci danno ragione alla grande su quello che l'evoluzione sta facendo Padova. Non fa la piega Massimo Bitonci, l'unico problema è quegli abitanti che dormono lì, che devono andare a letto a mezzanotte, che magari sono anche un po' anziani, sentono tutto questo rumore sotto e capisco anche loro. Mi dispiace però non posso, cioè, il sindaco di Padova non può pensare di mettere a coprifuoco la città quando i ragazzi comunque la sera non preoccupatevi, soprattutto nel fine settimana o il mercoledì sera non vanno a casa a mezzanotte. Allora piuttosto che vadano a fare altre cose è preferibile che rimangano con i loro coetanei a divertirsi, a scherzare, a ridere. Magari controlleremo di più per quanto riguarda gli schiamazzi, saremo più duri per i bar che non rispettano orari oppure che non controllano gli utenti all'esterno nei plateatici, però io penso che la scelta fatta sia una scelta che è assolutamente positiva. E allora andiamo a sentire, poi parliamo delle slot machine, andiamo a sentire cosa ne pensa la gente di questo. Se io personalmente vivessi in questa piazza gradirei che a una certa ora le persone abbassassero la voce e soprattutto non lasciassero il disastro che lasciano dietro. Significherebbe bloccare completamente la città, divertimenti, svaghi per i giovani. Prima c'era un'ordinanza comunale, se non sbaglio, fino a mezzanotte. Secondo me era qualcosa di assurdo. Non dico fino alle 5-6 di mattina, ma neanche limitarli troppo. Certo, anche chi abita intorno alle piazze ha diritto di poter dormire, insomma, quindi sì, un po' di limitazione anch'io la vedrei giusta e certo bisogna studiarla un pochino bene la cosa, magari limitare i giorni in cui si può tenere aperto oppure anticipare un po' l'orario. Sotto certi limiti potrebbe essere usata bene, potrebbe essere una risorsa, insomma, bisogna controllare che non sia troppo disordine, però se c'è la gente non vedo perché non soddisfare le esigenze. Nelle piazze secondo me è giusto che mantengano aperti almeno fino a questo orario, anche perché per i giovani comunque se no non c'è più nulla da fare, magari il weekend è normale che fino alle 2 vogliano stare comunque in giro. Secondo me non è giusto perché Padova è una città universitaria, gli universitari hanno bisogno di svago e il fatto che i locali stiano aperti per più tempo non vuol dire che le persone debbano per forza creare degrado. Io che vengo dalla Spagna, lì rimangono aperti fino a tanto più tardi, io credo che c'è un modo di conciliazione per i vicini che anche magari sfruttano e magari uno lavora, magari l'altro distribuye cose, no? Non è che è una cosa che soltanto sfruttiamo i giovani, e c'è un modo per conciliare la vita notturna e un po' ordinata con i locali, anche perché se chiudi poi la gente deve andare in strada, non è che va a casa e là sì si provoca sporcizia, si provoca suono, invece se lasci i locali aperti la gente si concentra più dentro. A Padova il problema è abbastanza forte perché comunque ci sono tanti studenti e quindi comunque un lavoro diciamo di protezione da parte del sindaco è utile da questo punto di vista. Oggettivamente però non si può limitare troppo, comunque parliamo di un centro urbano abitato e soprattutto di un centro studenti che conta 60.000 studenti, di conseguenza è scontato che ci sia comunque un po' di festa, un pochino di problematiche. È sempre bello Massimo sentire i ragazzi, poi mi colpisce soprattutto, mi ha colpito la ragazza spagnola perché hanno un modo di parlare che mi è molto simpatico. Però prima di anche perché in Spagna, chi conosce bene la Spagna sa benissimo che gli spagnoli intanto non escono mai prima delle 11 mezzanotte, ecco. E dopo se tu vai a mangiare e se vai a mangiare alle 8 di sera come noi sul locale ti guardano e così, quindi è cioè la movida è nata, per carità non sono modelli da portare qua da noi, però insomma è chiaro, sono stato giovane io, insomma mi ritengo ancora giovane che sono 50 anni, insomma ho anch'io dei ragazzi che sono piccoli, diventeranno più grandi, però pretendere che il sabato sera tornino a casa a mezzanotte come Cenerentola, cioè non prendiamoci in giro, cioè chi ci sta ascoltando, i genitori sanno benissimo che è meglio che i ragazzi siano controllati, che sappiamo dove sono e magari sono in un centro che è controllato con telecamere, con polizia, ecco, piuttosto che non si sa dove vadano in giro per la città. Io ho sempre pensato che è meglio sapere dove sono i ragazzi, certo, piuttosto che... Assolutamente, ci sono dei messaggi, andiamo a leggerli. Eccoli qui. Salve signor Sindaco, come si può risolvere il problema degli affitti troppo alti in centro storico? Vediamone ancora uno.
rimandiamo un paio alla volta ovviamente per poi poter rispondere a tutti. Come si può in concreto per aiutare anche gli universitari che vorrebbero vivere la città di Sera? Cosa si può fare di concreto per aiutare anche gli universitari? Beh, un tema delicatissimo, ovviamente di non facile soluzione. Noi abbiamo un ottimo rapporto con l'università, dopo tutto insomma, la nostra città universitaria, certo. E il rapporto che c'è, lo dico in maniera molto chiara, che c'è tra il sindaco e il rettore Sarino Rizzuto è un rapporto ottimo, nel senso che noi su qualsiasi tema della città, che va dalla sanità ai problemi dei giovani, alle aule studio, allo sport, quello si sa, quello che sta facendo, adesso lo dirò, con il CUS, fa capire come le sinergie che c'è tra comune e università sono sinergie fondamentali, importanti, perché la nostra è una città universitaria. I ragazzi stessi dicevano siamo in 60.000, i padovani sono 210.000, cioè una buona parte della popolazione non è neppure residente a Padova e vive a Padova. È la più grande industria, l'università è la più grande industria. È la più grande industria che abbiamo a Padova. Ci sono 5.000, l'università ha 5.000 dipendenti tra professori e ovviamente dopo c'è lo IOV che è l'Istituto Oncologico Veneto, c'è l'azienda, abbiamo l'azienda sanitaria con migliaia di dipendenti, abbiamo l'ULSS, abbiamo tutta una serie di attività a Padova che sono collegate anche al mondo della ricerca, il mondo cosa facciamo per questi ragazzi? Universitario. Allora, sport fondamentale, perché io penso che lo sport sia uno di quegli elementi fondamentali di aggregazione e educazione dei nostri giovani. Con lo sport, noi con l'università e con il CUS abbiamo questo grande progetto di ampliare gli impianti di Via Corrado. Allora, gli impianti universitari di Via Corrado saranno, non dico raddoppiati, ma ampliati nella zona attualmente di proprietà del Comune, ma utilizzata dalla PS Acegas. Verrà liberata tutta una zona, abbiamo già firmato una convenzione con l'università per fare la progettazione, che deve chiudersi entro la fine di quest'anno. Verrà fatta una nuova palestra, ci sono già le risorse, e una piscina olimpionica, quindi il CUS, e saranno utilizzabili anche da padovani, perché ovviamente essendo in zona comunale, essendo con contributi della Fondazione Cariparo, ma anche dell'università e anche una piccola parte del comune, che metterà però ovviamente gli impianti, saranno strutture utilizzabili per i padovani e per gli universitari. Dopo aule studio, stiamo lavorando su nuove aule studio per l'università, stiamo lavorando con l'università per fare alloggi per studenti, perché c'è un tema a Padova, di Anelli dovrebbe essere alloggi per studenti di Anelli, abbiamo detto alla fine di questo mese scade l'ultimatum per i proprietari, abbiamo offerto in permuta gli alloggi, solo pochi hanno accettato. Nella variante al piano regolatore che approveremo settimana prossima, la zona diventa una zona a servizi universitari, e quindi darà la possibilità di mettere l'opera pubblica e quindi di poi espropriare. Mi dispiace per i 120 proprietari che ci sono, le possibilità le abbiamo date, verranno ripagati al prezzo ovviamente che verrà individuato, però è anche vero che io non posso lasciare la situazione così com'è, perché è una zona di degrado molto pesante della città. Il tempo vola, e per quanto riguarda le slot machine, l'ordinanza mi sembra davvero molto importante, perché è giusto insomma sia così. Ma l'ordinanza è diventato un modello per molte città italiane, nel senso che l'ordinanza degli orari che abbiamo fatto lo scorso anno ha subito ovviamente il ricorso al TAR, che è stato vinto da parte dell'amministrazione comunale, e quindi ha sancito la prima regolamentazione adesso utilizzata anche dalla Regione Lombardia, ma anche da altre regioni d'Italia, per dire sì, il sindaco può regolamentare l'orario di apertura e di chiusura delle sale slot. Però noi abbiamo fatto una cosa di più la settimana scorsa in giunta, e andrà anche questa in consiglio comunale. Noi abbiamo regolamentato le distanze, cioè adesso a Padova non sarà più possibile aprire sale slot 1 chilometro da che cosa? Dei punti sensibili, che sono ovviamente i patronati, le scuole, quei punti di aggregazione dei nostri ragazzi, lontani anche dai bancomat, dei punti di
di prelievo dei soldi, ci sono le sanzioni, c'è il sistema premiale, cioè se tu scegli barista di non avere le slot, perché ovviamente questa è una grande fonte di reddito, il comune ti fa uno sconto sul plateatico. Quindi io penso una cosa, direi molto importante, perché guardate che il gioco d'azzardo, la ludopatia, è una gravissima malattia, è una malattia all'interno delle nostre unità sanitarie locali. Assieme al tema del disagio, della droga e dell'alcolismo, cioè insieme ai gruppi degli alcolisti anonimi e di chi va poi nei centri per il recupero da tossicodipendenza, ci sono nuovi gruppi contro la ludopatia, perché è diventato un problema sociale molto pesante. Massimo, scorrono dei messaggi davvero molto interessanti, mi spiace moltissimo e chiedo anche scusa ai nostri telespettatori non poter rispondere a tutti perché siete davvero in tanti che volete risposte. Ti chiedevano di pediatria per quanto riguarda i bambini, poi se fate scorrere quello che ho visto prima di quello di pediatria, che non lo ricordo, però mi sembrava interessante, sulle macchine che girano a gasolio, macchine vecchie per la città, cioè le domande più impensabili arrivano e poi andiamo in pubblicità. Riuscite a farmeli passare gli ultimi due che ho visto gentilmente così? Ma su pediatria avete visto quello che è successo, c'è stato un grande allarme che è risultato poi ingiustificato, che però ha messo in difficoltà ovviamente l'azienda, la regione, il sindaco stesso, la stessa ovviamente azienda, i malati, i genitori di questi poveri bambini, un allarme ingiustificato che poi è rientrato quando l'università ha effettuato i calcoli e dopo alla fine insomma pericoli di crollo non ce ne sono. Io rimango dell'idea che ci sono 150 milioni. La fermare. Come mai, signor Sindaco, una buona parte del servizio pubblico di Padova, man mano che passa lo leggiamo, è assegnato alle cooperative, immagino sia questo, o la quale usano mezzi vecchi a gasolio? Ecco la domanda di prima, in una città inquinata, presumo sia... Vabbè, allora termino la questione della pediatria, dopo rispondiamo anche a questo tema. Cioè, quello della pediatria è un tema delicatissimo, ma è il tema legato al nuovo ospedale di Padova, cioè non è che c'è solo la pediatria, c'è la pediatria, ma ci sono anche altre situazioni, soprattutto per quanto riguarda la zona dove ci sono i vari dipartimenti, insomma, dove ci sono situazioni delicate anche dal punto di vista edilizio. Però il tema è, io penso che tutti gli investimenti debbano andare sul nuovo ospedale di Padova. Certo. Cioè, il fatto di continuare a tappezzare o fare nuove proposte sulla vecchia sede, quando vedremo la prima pietra, sulla vecchia sede, penso che sia un errore, perché se la Regione ha messo 150 milioni di euro, questo dà la possibilità di partire con un primo stralcio operativo. Cioè, se l'idea che ha il sindaco di Padova assieme col rettore e anche con l'azienda, ed è l'idea anche della Regione di fare un progetto complessivo e dopo di ricavare un primo stralcio, magari lo famoso ospedale della mamma e del bambino, può essere proprio pediatria e ginecologia. Certo. Quindi io non rallenterei il flusso positivo che si è creato. Ecco. Chiedo scusa Massimo se ti interrompo qualche volta, perché davvero sono tante le domande. Ma io penso entro un mese l'accordo di programma, che è fondamentale, perché sarà l'accordo di programma come ha scritto la Regione, che farà anche variante urbanistica, certo. Ecco, che è molto, molto importante, quindi senza le lungaggini delle varianti di tipo comunale, del PAT, del PAT, della provincia. Io penso che se la Regione decide, e qua avrete anche il governatore. Domani sera avremo una puntata speciale, così vi fai avrete il nostro bravissimo governatore Luca Zaia. Penso che sia una sede anche per chiarire la posizione della Regione, che peraltro insomma già conosciamo, e penso che sia importante partire col primo stralcio operativo. Così chiederò a lui domani sera, quando avremo la prima pietra dell'ospedale di Padova. E per quanto riguarda le macchine vecchie a gasolio della PS? Noi l'appalto
L'appalto che abbiamo per quanto riguarda il trasporto pubblico, la società è una società mista e quindi una società formata da Comune di Padova attraverso APS e Bus Italia, quindi Ferrovie di Stato, e là ci sono mezzi ovviamente nuovi, mezzi vecchi, perché il parco macchine bus è misto, anche se in futuro verranno acquistati ovviamente dei mezzi per la città elettrici e quindi insomma non inquinanti. Per quanto riguarda invece il servizio di smaltimento dei rifiuti, raccolta e smaltimento dei rifiuti, qua è in carico alla PS Agegas, gruppo ERA, in cui noi partecipiamo attraverso il gruppo ERA, che a sua volta ovviamente il servizio lo fa fare anche a cooperative in giro per il territorio. Però ricordiamolo a chi ci segue, è una società che non è nostra, cioè non gestiamo più, perché quando è stata fatta la scelta delle fusioni di aggregazioni in passato, prima con Agegas e poi la vendita ERA, il Comune di Padova ha perso la conduzione certo, e la proprietà della propria società. Andiamo in pubblicità. Devo saltare anche un tema che era quello delle tasse, lo faremo la prossima volta, perché al rientro della pubblicità parleremo della fiera, del centro congressi, di cosa succederà in quel polo di Padova, e ricordando quello che ha accennato prima il sindaco, domani sera ci sarà una puntata, lo ricorderò anche al termine, di Primus Inter Pares, proprio di giovedì, perché verrà a trovarci il governatore del Veneto Luca Zaia, e ovviamente la prima domanda chiederemo quando la prima pietra dell'ospedale di Padova, tra poco.